Allarme profughi. A Vicenza il sistema dell'accoglienza è allo stremo. Le strutture sono al collasso. L'Hotel Adele, gestito da un esponente del Movimento 5 Stelle, è diventato l'emblema di una polemica politica sempre più aspra. E anche per il presidente veneto Luca Zaia la gestione dei profughi è troppo affidata ai privati. Fanno business nell'ospitalità e peggio ancora c'è chi addirittura fa business al caporalato, come abbiamo visto dagli arresti e dalle indagini delle procure. Insomma, il traffico di uomini gestito in Africa dalle organizzazioni criminali si trasforma in Italia in un business dell'accoglienza che va attentamente controllato, anche perché la maggior parte dei profughi non fugge da zone di guerra. Davanti non abbiamo spesso profughi, ma 8 volte su 10 abbiamo degli immigrati. Quindi vuol dire che 8 volte su 10 siamo chiamati ad ospitare persone che non scappano dalla morte, non scappano dalla fame. Oggi a Vicenza sono arrivati altri 44 profughi che si aggiungono ai 2200 che già affollano la provincia. Prima vengono i nostri profughi, cioè i nostri cittadini che tentano a sbarcare Lunario, e poi quelli del resto del mondo. Prima vengono i veneti, Luca Zaia lo dice chiaro e tondo e il ragionamento non fa una grinza. In Italia aiutiamo gli italiani, gli immigrati piuttosto, quando non scappano da una guerra, vengano aiutati nel loro paese. Indovinate chi ha detto che se in Africa si scavassero i pozzi e si costruissero strutture idonee, tutti questi profughi non fuggirebbero dalla loro terra e non lascerebbero le loro famiglie? Lo ha detto un leghista? No, lo ha detto il vescovo di Vicenza. Nessuno di quelle missioni mi hanno chiesto di venire a Vicenza o in Italia, perché hanno trovato attraverso la missione la possibilità di avere dell'acqua, di avere delle medicine, di avere dell'istruzione, e allora questo dobbiamo farlo, ma non lo possono fare solo i